chiama lo schema, attende Logan, lo serve in questo momento, blocco di Tessitori su Kitzling per liberare al tiro David Logan, 3-3 da 3 per Treviso. Rimessa effettuata da Roma, Jefferson inusualmente in palleggio, di nuovo affronta Tessitori, lo batte forse con fin troppa facilità. Trova l'opposizione proficua da parte di Tessitori, né fallo di sfondamento né fallo in attacco. Dunque Fosu dall'altra parte deposita in fondo al canestro, il più 10, massimo vantaggio Treviso. Bucchi ne ha abbastanza, se ne incarica Kitzling, serve subito Buford sotto per Jefferson che trova il canestro e anche il fallo. Dunque torna in lunetta al Palazzo dello Sport con 6,54 da giocare. Imbro in palleggio sotto per Fotu, non riesce la stoppata a Pini. L'anno scorso a Ulm numeri eccellenti sia in Bundesliga sia in Eurocup. Moore serve sullo scarico, Tommaso Baldasso, Dyson e pochissimo Pini. Dyson dopo il time out di Bucchi, se non altro ha avuto effetto, torna a segnare Jerome Dyson. Imbro legge, affida a Nikolic, ancora Imbro che schiaccia a terra per Alviti che prova a prendersi la tripla e la manda a bersaglio. Logan non attende il blocco di Fotu, torna da Nikolic, si prende il tiro da 3 punti e lo manda a bersaglio. Adesso Jerome Dyson è una furia, il ferro non strizza l'occhio al giocatore neozelandese. Jefferson recupera il rimbalzo, scatta il contropiede, gira con la virata e trova il canestro, fa tutto da solo. I giocatori che hanno il catch and shoot nelle corde, prova a prenderselo Kitzling e lo manda a bersaglio come copione voleva. 7 secondi per effettuare un tiro per Treviso, riesce a trovare Nikolic, 3 punti a bersaglio e poi va da Nikolic. Illo decide di prendersi un tiro da 3 punti, lo manda a bersaglio, è il festival del tiro da 3. Tessitori scambia ancora con Uglieti, vorrebbe servire Tessitori ma fa ottima guardia Jefferson, alza poi Dyson per Kitzling che sale al piano di sopra. Imbro per Tessitori con Nikolic, possesso fondamentale per Treviso. Imbro ancora da 3 punti e subito, immediatamente Roma viene ricacciata, limitando Roma a soli 67 punti in casa propria. Jefferson in palleggio, canestro che vorrebbe dire miglior prestazione stagionale, lo trova, conta però poco perché Roma viene battuta dalla De Longhi Treviso per 81-69.